stanno a fare festa, si stanno a divertire. Allora, l'analisi non tanto superficiale. Sono le 5 di domenica, in un appartamento di piano terra. C'è musica, schiamazzi e riso. Penso che se facessimo riunione di condominio l'88% direbbe: cosa stanno facendo là dentro? Si stanno a divertire. A casa loro, di domenica, stanno a fare fiesta, stanno ballando, ridendo e godendosi il defaticamento. Non è possibile questi sono le 5, non danno fastidio a nessuno, non è vero che danno fastidio a te, perché al terzo piano non arriva, è che ti sta da fastidio che ridono e si divertono, è che forse non riesci più a ridere e divertirti, è che forse se chiami 20 persone per dire vieni a casa mia e divertite, non c'è da chiamarle o non ci vengono. Io aspettavo l'ascensore, la musica era buona, battevano le mani, ridevano ed ero contento per loro. E secondo te sto male? No alibi, no falsi problemi, è verità. È difficile per molti godere dell'altrui piacere. Secondo me è meglio attaccarsi al piacere che farsi rode al chicchierone. Secondo te sto male? Che bella musica, molto non giù e suono, viva la vita.